Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'emergenza incendi in Calabria, anche oggi è stata una giornata difficilissima, numerosi i roghi, più di 100-128 da questa mattina, numerose le richieste di intervento ai centralini dei numeri di emergenza, in particolare ai vigili del fuoco. Gianluca Pasqua. La Calabria brucia, sono 108 i roghi accesi oggi sul territorio regionale. Che sarebbe stata una stagione rovente lo si era capito già nel mese di giugno. Le temperature altissime, la siccità prolungata e numerosi incendi che hanno distrutto ettari di macchia mediterranea e boschi nel Cosentino, come nelle altre province calabresi. Ogni giorno i centralini delle caserme dei vigili del fuoco sono presi d'assalto. Ieri il telefono della sede di Cosenza ha squillato per 90 volte per richieste di intervento giunte da Montalturfugo, Pedace, Laino Borgo e Belvedere Marittimo, solo per fare alcuni esempi. Soltanto nella mattinata di oggi sono arrivate 30 segnalazioni e richieste di aiuto a Rossano Centro, Papasidero, Mongrassano e poi sul Tirreno, a San Pietro di Amantea e Belmonte, le situazioni più delicate. A fine giornata, come sempre, il bollettino sarà ancora più drammatico e le previsioni per i prossimi giorni non lasciano margine all'ottimismo. Bisognerà continuare a contrastare le fiamme. Una battaglia impari, considerato che ogni giorno tutte le squadre dei comandi dei vigili del fuoco risultano impegnate e si contendono l'utilizzo dei mezzi aerei, indispensabili in alcune circostanze, quando si agisce in territori impervi, molto frequenti in Calabria. A Cosenza sono 10 le squadre attualmente disponibili e, considerata l'emergenza che si sta vivendo ormai da settimane, è stata richiesta una implementazione di uomini. Dal 15 luglio è previsto l'impiego di altre 2 squadre aggiuntive. Abbiamo parlato di temperature e siccità, ma c'è altro. Molti dei roghi che hanno funestato la Calabria, distrutto boschi e frutteti, ucciso animali e destato la preoccupazione nei centri abitati minacciando i residenti, sono di origine dolosa. È la constatazione più amara in una terra che continua a farsi del male da sola.